Il sogno, qual è il sogno? No, il sogno credo sia quello di trovare un ristorante di pesce, però sopra le montagne di Capodichino, vicino all'aeroporto, di qualità. Amici bellini, andiamo a bomba, perché Spalletti ha appena finito di parlare, perché c'è stato il che fare prima, ci sarà il che fare dopo e noi non abbiamo tempo da perdere, perché il tempo stringe, cominciamo. Allora, di che si tratta? Raimondo Barbieri, praticamente tra gli ultimi iscritti. Iscrivetevi al canale, perché lo so che ci stanno, c'è tipo un buon 62% di voi, ora non sono un matematico, però numero più numero meno, che guardano i video, magari si appassionano, eccetera eccetera, magari lasciano pure il like e non vi iscrivete. Non capisco, perché lo so, voi pensate io scrivo comunque Caffè Napoli, lo trovo, eccetera eccetera. Sì, però iscrivete, qualcuno addirittura è iscritto al canale in descrizione, lasciate il like per la domanda che faccio io a Spalletti. Ascoltatemi bene. Caro mister, come cambia l'atteggiamento della Fiorentina con Vlahovic o senza Vlahovic? Faranno delle cose diverse? Dai previsto un tipo di fase difensiva diverso perché Vlahovic viene molto incontro mentre Piontek no? Nessuno si è permesso di fare una domanda del genere. Parliamo della guerra, ma è giusto così. C'è Conezzi, ok. Va bene, no, perché queste sono cose. Perché ho chiesto a un amico per l'insonorizzazione delle cose. Ok, quindi togliamo da mezzo le mie domande stupide che non interessano a nessuno e andiamo a vedere. Il pareggio del Milan cambia qualcosa? La gestione dello spogliatoio, il momento e l'emozione? Ce la giochiamo con queste tre. Spalletti rimette in gioco sempre la Juventus quando parla dello scudetto e sappiamo di avere dei professionisti doc. Spalletti sottolinea molto il fatto che quelli che hanno giocato di meno poi per essere pronti quando sono chiamati in causa devono aver fatto degli allenamenti seri, e questa è una cosa importante. Questo era quello che poi mi porta sempre a dire meglio rimanerci in Europa, ce lo disse pure Spalletti, perché così io posso ruotarli, stanno sempre tutti sulle punte, stanno sempre tutti sull'attenti, si allenano bene e quindi quando c'è bisogno di chiamarlo in causa sono pronti. Per fortuna il Napoli ha dimostrato con le riserve quest'anno di essere pronto e le riserve sono pronte all'occorrenza e quindi sono professionisti doc. Il rendimento della trasferta in casa, questa solita cosa che piace tantissimo, che in trasferta siamo forti e in casa siamo scarsi. L'idea di calcio è uguale, in trasferta è più difficile vincere, le difficoltà sono maggiori, quindi meglio nella testa di Spalletti, è più bello poter analizzare un Napoli più forte in trasferta, ma domani c'è pure lo stadio pieno, ritorniamo il mantello, ecco, lo stadio e il mantello che ci fa diventare il supereroe in Giamaici. Io non ce la faccio più con queste cose, ma non è colpa sua, non è colpa di lui, assolutamente. I mantelli dei supereroi. Qua postilla a parte. Per me è tutta casualità, e Spalletti secondo me lo dice tra le linee, nel senso che prendi delle sconfitte anche senza subire tiri in porta. Per me è casualità che il Napoli non vinca in casa, ha vinto di meno in casa, in trasferta. Non è per la questione che c'hai Osimhen, lo lanci, no, e secondo me lo vedremo domani che il Napoli non terrà la palla, ci sarà un possesso palla equilibrato, vedrete. Se il flash mob, il calcio che deve fare, il calcio ha già fatto. Per la guerra abbiamo fatto dei video, eccetera eccetera, insopportabile, eccetera. Più 20 la Viola, la Fiorentina è a più 20 rispetto all'anno scorso. Mamma mia, le insidie. Prima di tutto Spalletti fa i complimenti alla società fiorentina perché hanno fatto un ottimo mercato, la società i complimenti per l'allenatore, e ricordiamoci, per pensare alle insidie basta ricordare quello che ci hanno consegnato in Coppa Italia, e io porto l'allenatore italiano come esempio per i miei giocatori, per quella forza, per quella garra, per quell'atteggiamento anche sul 5-2 di andare a pressare e fare un altro gol. Quello è un esempio da seguire. Attaccano dalle fasce, ecco, per fortuna Spalletti una cosina super minimamente tattica ce lo dice, che insomma manovra avvolgente, la famosa manovra avvolgente con Biraghi che arriva fino sul fondo per i cross, eccetera eccetera. Mancherà Odio Gorgonzola, quindi vedremo
staremo su quella fascia, ma insomma attenzione, perché il 4-3-3 italiano punta a questi terzini che avvolgono e gli esterni d'attacco che rientrano un pochino come facciamo anche noi. Niente di nuovo sotto al sole. Ci sarà la differenza di Amrabat, ma nessuno gli chiede niente, quindi ve l'ho detto io, ce l'ha detto Gabe. È già stato fatto un capolavoro. Per diventare supereroi che cosa si fa? Quindi ovviamente per vincere lo scudetto la resilienza, e così ritorna al discorso della resilienza che fa la differenza. Vuol dire voler fare i calli sotto i piedi e quindi fare quella corsa in più, non mollare mai, non sentirsi mai arrivati ed appagati. Noi vogliamo vincere queste 7 partite, ma attenzione all'equilibrio. Ci sarà l'atteggiamento di vincere le partite, ma attenzione a non scoprirsi. C'è sempre questa cosa di Spalletti, ma finalmente ce lo dice, ci sono altre squadre, perché lui all'inizio dice sì, ce la giochiamo con le altre 3, ma noi non guardiamo cosa ha fatto. Il fatto che il Milan abbia pareggiato non cambia nulla. Ho capito che non cambia nulla, ma non siamo padroni del nostro destino, quindi pure se le vinciamo tutte e il Milan le vince tutte e l'Inter le vince tutte, non la prendiamo bene. Di conseguenza ci sono le altre squadre che poi determineranno, se noi facciamo il nostro dovere ovviamente, cosa ci stiamo giocando. Bisogna viverla serenamente. È già una storia bellissima e nessuno si azzardi, e qua sono d'accordissimo con Spalletti, a parlare di fallimento nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'obiettivo a tre colori. E l'obiettivo era la Champions, e quindi dobbiamo parlare di stagione positiva. Osimhen sta a posto. Non averlo è stato importante, e quindi qua si può togliere insomma l'occasione di poter citare Mertens, che non avere Osimhen ci ha dimostrato quanto è forte Mertens, quanto è stato forte Petagna, quanto è stato forte Zanoli. Allora non era una domanda su Osimhen Mertens, ma è semplicemente lui la trasforma in una risposta. Le assenze ci hanno dimostrato così. Ragazzi, qua Spalletti, pane al pane, vino al vino, guardiamoci nell'anima. Spalletti qua ci sta dicendo tranquillamente che se non si fossero infortunati tutte queste riserve pronte che sono così forti così, non le avremmo viste mai, ma mai. E questo lo abbiamo detto in tutti i mercoledì dei numeri, lo abbiamo detto con Guido Gentile, così il minutaggio quello è. E non avremmo visto Malquit e Zanoli se Di Lorenzo non si fosse infortunato, e diciamoci la verità, e se non ci fossero stati poi le defezioni, Demme, Fabian, ogni tanto anche chissà così, Lobotka non lo vedevi, geniale Spalletti ce l'ha detto come sono i momenti degli allenatori che devono fare di necessità virtù. Ci vogliamo ricordare Mertens, idea geniale di Sarri, attenzione, infortuni uno dietro all'altro, Gabbiadini non va bene Mertens, attenzione, ma questo non deve sminuire il lavoro dell'allenatore assolutamente. Così funziona il calcio, sono quelle occasioni. Ciro Ferrara come esordì, così funziona. E quindi Zanoli così, Lozano Elmas, eccetera eccetera. Poi si parla di Lobot, che è il faro, si può identificare il faro, e qui ne approfitta per ricordarci che esiste Demme, il play di qualità da soluzioni ovviamente, ma Demme era il migliore in campo quando poi l'ho dovuto tirare fuori, eccetera eccetera. E ci dice addirittura Demme quando entrerà domani. Questa è una notizia che ci dà Spalletti, ora non lo so, vediamo con un Amrabat tattico. A questo punto Demme si è guadagnato il nomignolo in grigio, qui magari in un'idea di sostituzioni nel secondo tempo. Nessuno gli ha chiesto di Rachmani, ma ve lo dico io che c'aveva un po' di febbre, quindi è in dubbio. Andiamo velocemente a chiudere con le domande. Quando entrerà, quindi anche Demme ci dimostrerà, eccetera eccetera. Colpa mia che non l'ho fatto giocare, va benissimo. Il sogno, qual è il sogno? Il sogno credo sia quello di trovare un ristorante di pesce, però sopra le montagne di Capodichino, vicino all'aeroporto, di qualità. Questo penso sia il sogno di Spalletti, il sogno dei ragazzi, dei giocatori, ma credo sia quello di trovare una buona pizzeria, ma buona veramente, però senza gente, senza tifosi. Questo è il sogno. Poi una pizzeria a disposizione con vista magari sul Vesuvio,
Vesuvio, perché poi sono dei supereroi che meritano anche loro di vedere il Vesuvio, ed ecco che però magari senza tifosi, così non sono a sedere. Questo è il sogno dei ragazzi, questo è il sogno più importante, la pizza, e per Spalletti invece il pesce, perché Spalletti viene dalla Toscana, sta apprezzando sicuramente la cucina del sud, la Toscana comunque grandissima tradizione culinaria, il sogno non si dice. Ciro poco spazio, ed ecco che qui la Delia Paciello che ritorna a fare domande eccetera eccetera, ve le ricordate tutte le polemiche che poi non la fanno fare eccetera eccetera, forse voi non ve le ricordate. Ciro poco spazio, colpa mia, sì, ci risiamo con la solita storia, lo vedi prima punto, lo vedi seconda punto, Spalletti è disponibile a rispondere, poi intervengono altri giornalisti, interviene Baldari, Lombardi, la gestiamo noi la conferenza, silenzio, la conferenza, una domanda, due domande, ma quando, ma grazie Delia, la vogliamo smettere di fare i napolegni, la vogliamo essere un pochino più, no, non si può essere più professionali, dubbi non ho, diceva Pino Daniele, dubbi ne ho sempre, risponde Spalletti, perché quando ce li ho a disposizione ho dei dubbi perché si comportano tutti bene, altre volte non ho avuto dubbi perché dovevo mettere quelli che avevo e quindi non c'è problema. Quando è avvenuto il momento della consapevolezza, quando ti sei accorto, mister, che questa squadra poteva arrivare fino in fondo eccetera eccetera, da subito, non c'è stato un momento all'interno del campionato dove ho avuto questa cosa, da subito, perché chi ha memoria, nella conferenza iniziale ho detto io devo capire perché questa squadra arriva fino a un certo punto e poi se c'è un problema proprio che loro non sono consapevoli della propria forza, dove sono i limiti eccetera eccetera, quindi io da subito ho avuto l'impressione di poter fare delle cose incredibili, importanti, da supereroi, ecco, da immortali, però adesso me ne sono accorto, adesso basta con queste domande interessantissime e parliamo al volo della formazione, perché Meret è recuperato, ma io credo che Ospina sia il titolare, credo che si possa confermare Zanoli anche per una questione di oltre che di meritocrazia, perché ha fatto bene eccetera eccetera, non credo che Balquit sia il preferito di Spalletti, e anche perché ricordo che quando Gulam fu costretto a farne 3 consecutive anche senza avere una condizione fisica esagerata, le fece le 3 consecutive Gulam, quindi Zanoli le potrà fare probabilmente tutte lui. Vediamo un pochino. Su Rachmani mi mantengo il dubbio, perché lo stato influenzale di cui si parla leggermente nell'ambiente Napoli, addirittura qualche uccellino mi dice che ieri è stato proprio maluccio, ecco, con la febbre eccetera eccetera, quindi potrebbe essere risparmiato se non si sentisse bene, e quindi ritorneremo alla situazione con K2 a destra e Juan Jesus a sinistra. Non credo che Tuanzebe venga utilizzato in questo caso. Mario Rui non c'è dubbio, Lobotka non c'è dubbio, mettiamoci Demme qua, ma quando entrerà? L'ha detto Spalletti, quindi non credo ci siano dubbi su Fabian, non essendoci Anghissa disponibile, e qui ci lasciamo questo dubbietto proprio di stato di forma tra Zielinski e Elmas, una chance da titolare pure sarebbe carina dargliela sotto punta, però niente, vabbè, vediamo un pochino. Comunque Zielinski ha la qualità, se si può far male, può andare a prendersi il play che è Ambrabam, quindi se si fa una buona pressione e gli rubi palla, questo è importante. Anche qui resta il ballottaggio Politano-Lozano, do un leggero vantaggio a Politano perché Spalletti dice la Fiorentina gioca molto sulle fasce e quindi Politano è sempre individuato come il giocatore che copre di più, insieme ad Insigne che non rischia mai il posto, e qua Osimhen lo lasciamo il ballottaggino con Mertens, giusto perché c'è, ma Osimhen, il mister ci ha detto che sta benissimo, che non ha sentito nulla e sicuramente scalpita per partire da titolare. Non credo che in questo momento dobbiamo augurarci di non vederlo mai Mertens e Osimhen insieme, perché vuol dire che non sta andando bene la partita, oppure sta andando talmente bene che Spalletti si può divertire eccetera eccetera, ma in questo momento se li riesci ad alternare vuol dire che sta andando tutto liscio come l'olio che hai fatto quello prima eccetera eccetera. Priorità al Napoli, ragazzi. Mertens, vabbè, i discorsi sul futuro li faremo poscia, adesso dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare. Siete pronti? Vi siete dimenticati like? Non fa niente, mettetelo adesso. Poi se siete iscritti al canale Telegram meglio, perché sapete delle cose. Se mi seguite anche su Instagram ancora meglio, perché adesso tengo il che fare oggi. Il domani ci sarà un che fare ancora superiore, che poi lo saprete, magari su Instagram lo saprete di più eccetera eccetera, e può essere pure che vi devo fare un commento partita senza reaction, non lo so, dovete saperlo, lo sapete voi, non lo sa nessuno, chi lo sa nessuno. Da New York Valerio Fluido è tutto, con tutto il che fare possibile. Spalletti
metti ma Saponara rispetto a Sottil, ecco, quale è più pericoloso? Perché Saponara ha un po' più di fisicità, ma Sottil punta all'uomo, chi può mettere in difficoltà Zanoni? Non fa niente, non fa niente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.